Allora, abbiamo iniziato a parlare di inclusione e l'argomento giovani è caduto un po' a bomba. Da qua il mondo del web, le tecnologie e tutto quello che concerne il web. Grande attenzione, lo si ripete, purtroppo è un mondo, veramente un altro mondo parallelo dove accade di tutto e di più. È molto pericoloso se non si sta attenti, se non lo si sa usare bene, e soprattutto per le persone, per i giovani, persone che magari non hanno ancora una, diciamo, scorzatura, se non vengono in qualche modo supportati da persone adulte che danno degli input. Voi come associazione di consumatori avete una responsabilità sociale, insomma, in questo senso. Che cosa state facendo? Allora, già il secondo anno questo, ringrazio anche la Regione per questo, perché ha avuto lungimiranza e ha avuto costanza, perché all'inizio magari i risultati non erano proprio tanto eclatanti, evidenti. Adesso siamo arrivati all'ultimo evento di sabato 30 settembre, dove c'erano tutte le scolaresche, promosso chiaramente dall'Associazione dei Consumatori ADOC, la mia associazione, e la Regione Veneto, 650 ragazzi fra i 17 e i 18 anni delle due scuole superiori di Monselice. Quindi coinvolto un bel numero di giovani. Ho coinvolto il sindaco, l'amministrazione comunale, sono venuti tutti, c'è stata una presenza strepitosa, ma c'era entusiasmo. Finalmente incominciamo a vedere entusiasmo, perché oltre all'evento che dura 2 ore, 2 ore e mezzo circa, in cui c'è una parte, diciamo, io sono supportato chiaramente da 2 o 3 persone, diciamo, competenti e carismatiche. Una carismatica per un verso in televisione con Striscia, un'altra è il professor Luca De Pietro, che è un insegnante di economia e commercio qua all'Università di Padova, giovane oltretutto, è molto competente e preparato sull'e-commerce e spiega quali sono non solo, diciamo, quelle che possono essere i vantaggi, ma quelli che possono essere anche gli sbocchi lavorativi, gli sbocchi per i giovani, per quelli che vogliono aprire diciamo delle start-up, eccetera. Per cui dà tutte quelle informazioni, eccetera. I ragazzi, veramente, io li ho visti, ma attentissimi, cioè ragazzi di 17-18 anni che finalmente mi insegni che stanno tutte con la mano destra o sinistra, a seconda se sono sinistro o destro, con la mano al cellulare. Abbiamo detto, ragazzi, allora, per 2 ore mettetevi il cellulare in tasca, nelle borsette, eccetera, vediamo di fare un pochettino di interattività. Quindi c'è una parte espositiva, descrittiva, in modo che e poi dopo si scatena l'inviato di Striscia, si scatena, facciamo e dove i ragazzi diventano attori e protagonisti. Nel campo dell'e-commerce, cioè si raccontano le truffe, dal punto di vista dei giovani, che cosa ne è emerso? E ne è emerso un quadro, direi, veramente variegato, molto colorato lo chiamo io, no? Allora, siamo andati, avevamo quindi, la Regione ci ha finanziato 7 eventi, uno per provincia, diciamo, ogni anno, per cui l'anno scorso sono stati fatti 7 eventi, adesso sono stati fatti 5, adesso mi manca solo Rovigo e Verona come, diciamo, per chiudere, diciamo, i 7 eventi. E abbiamo notato, io per primo me ne sono accorto all'inizio di quest'anno, che se vai nei capoluoghi di provincia, no? Nelle scuole dei capoluoghi di provincia, perché noi prendiamo come si chiama, il dirigente scolastico, che ha dei plessi grandissimi di ragazzi delle scuole superiori, per cui abbiamo notato una cosa fondamentalmente, il diverso uso delle nuove tecnologie. Per cui dico una cosa che può sembrare banale, ma tanto forte. Quando noi abbiamo chiesto chi è che compra qualcosa su e-commerce, con l'e-commerce, no? Su internet, abbiamo notato che nelle città capoluogo di provincia anche un 20-30% di ragazzi, quindi minori, 17 anni se ancora minore, hanno comprato qualcosa. Tipo, non so, non voglio fare pubblicità, ma quelli che vendono le scarpe, che fanno la pubblicità, certo. Piuttosto che non il cappellino, piuttosto che no la vacanza di Natale con annessa truffa, tipo quello che Veneto che affittava le case fotografando su Google e poi dopo le metteva a disposizione, invece erano delle truffe perché si faceva pagare. Nelle città c'è maggior propensione. A Monselice, sa quanti ci hanno risposto che avevano fatto acquisti su 650 ragazzi? Quanti? 3.
Che è abbastanza sconcertante, uno pensa magari nelle, tra virgolette, Guardiamo già a periferie. 20 km di distanza da Padova come si apre la forbice nei giovani nell'uso della nuova tecnologia. Quanto grande e quanto vasta sarebbe la possibilità di espandere a tutti questa Ma le motivazioni addotte quali erano? La motivazione è quella che ci stavamo dicendo durante la pubblicità, io e te. E quindi? Si chatta per? Soltanto per pettegolezzo, allora, per le stupidaggini o le fake news. Adesso faccio una citazione colta, così almeno i telespettatori non spegnete la televisione. McLuhan diceva: il mezzo è il messaggio. Bene, io rimango convinto che noi siamo partiti dalla radio negli anni 40-50, poi la televisione, adesso di nuovo la televisione. Ma il mezzo è il messaggio. Se io uso il mezzo per fare un certo tipo di attività, no, riduco la possibilità di avere dei messaggi. Perché se lo smartphone oggi, a differenza del telefono normale, che era negli anni 90, non so se ti ricordi, vacanze di Natale, no? Cellularone, no? Serviva solo per telefonare. Oggi lo smartphone, no? Ieri sono andato in banca, io mi sono fatto aiutare dalla impiegata della banca per avere la digital banking. E cos'è sta digital banking? Ho detto, cosa mi dai in più? Dottore, ma lei può fare questo, quest'altro in più? Ma la banca mi servirebbe i soldi per fare il resoconto. No, ma con lo smartphone adesso lei appoggia lo smartphone qua. Ho detto, ma quante possibilità ci sono che qualcuno non mi intercetta? Ma sì, ma lei non pensi? Facciamo un'assicurazione da 10 euro nel caso perdere questo, nel caso gli hacker. Allora ho detto, bene. Allora, siccome adesso questo mezzo sta diventando anche un'occasione per poter accedere alle nuove tecnologie, mi dicevi dei cinesi, come usano lo smartphone, come usano gli italiani, come lo usano quelli di Monselice, che WhatsApp tutti lo sapevano. Quando abbiamo detto WhatsApp, tutti quanti con WhatsApp. Facebook parecchi, poi dopo... Perché è un po' in decadenza con le tre giovani. Sì, ma mi hai fatto la domanda, sto cercando di dirti che già a 20 km di distanza è un grande gap fra quello che può essere l'uso del mezzo fra i ragazzi di provincia e il ragazzo che vive in città, che magari ha qualche più contatto. Quindi è un fattore culturale anche qui. Guarda, è un fattore culturale. Abbiamo notato anche parlando con questi ragazzi, io a qualcuno ho chiesto vieni a fare lo stage eccetera. Mi hanno detto ma poi dopo che sbocchi io? E io dico sempre, guardate che gli sbocchi pragmatismo. Non è come da noi negli anni 70, facevi il concorso in ferrovia ed era per sempre, cioè fino alla pensione tu stavi là e ti tenevano in ferrovia e facevi sempre quelle mansioni. Oggi ci vuole il fattore competenza. E quello crea poi dopo le start-up eccetera. Colgo l'occasione, così facciamo anche pubblicità, diciamo, alle buone pratiche. 2018-2019 la Regione Veneto mi finanzia un progetto dove con l'Università di Padova, lo IOV di Venezia eccetera selezioneremo selezionerò 5 personaggi, 5 ragazzi che mi possano dare la possibilità di inserire, di creare un grande database da mettere gratuitamente a disposizione di tutti i giovani, no? Su quelli che sono i siti nell'e-commerce che hanno criticità, cioè loro devono crearmi un'app, se ce la faranno, in 1 anno e mezzo noi li finanzieremo, insomma, e creerò questo gruppo di studio che verrà coordinato da me, dal professor Luca De Pietro, che è l'esperto dell'e-commerce, e da altri 2 o 3 esperti del settore. Quindi sceglierò uno di ingegneria informatica, uno di comunicazione, uno di statistica, perché è uno che faccia archivio, che sia bravissimo nell'archiviare, perché molte volte noi abbiamo, come l'abbiamo adesso su internet, abbiamo dei famosi archivi, ma chi è che sa consultare un archivio? Chi è che lo sa predisporre un archivio? Se io voglio fare un archivio fatto bene, serio, e che sia facile, intuibile da andare a raggiungere nelle sue accezioni, ho bisogno di avere un archivio che sia di una certa, strutturato da persone che siano competenti, perché riconosco che io per primo sono talmente, sulle mie cartelle, sul mio computer, sono talmente dissociato che se devo andare a cercare una cosa ci metto 20 minuti a cercarla e 2 minuti poi dopo a fare la roba, per cui penso che sia questo. Questi 5 ragazzi per 1 anno e mezzo saranno sotto la mia supervisione, del professore De Pietro eccetera,
e vedremo di creare un gruppo di lavoro che poi potrebbe diventare anche una start-up. Se diventa una start-up ci saranno altre opportunità per altri giovani. Quindi finanziarla. Per me questo è il futuro. Certo, e sempre riguardo al discorso dell'e-commerce, sì. Voi avete ravveduto possibilità di margine di molte truffe, cioè quello era un po' lo scopo, per cosa, come, in che termini, vabbè, questi ragazzi erano meno coinvolti utilizzandolo meno, però qual è il problema? E non solo l'e-commerce, attenzione. Il problema, in un evento è uscito fuori, in una frase, diciamo, del nostro artista, non lo devo nominare, perché anche lui ha le sue le sue esclusioni, richiamo, e ha detto: quanto siete curiosi. Bisogna farsi le domande. Cioè, ragazzo, se a me, io mi scarico un'app, nessuno ti dà gratuitamente niente. Quando noi scarichiamo un'app stiamo dando i nostri dati, il mercato di domani e il traffico dei dati personali. Ed anche delle immagini, tra l'altro, delle foto. Quello è una cosa proprio ma non c'è consapevolezza. Sconveniente e spiacevole spiegarlo ai ragazzi, perché se io mi faccio il selfie, no? E poi dopo lo faccio in qualsiasi situazione, in qualsiasi modo, come quello arrampicato là al 140° piano per farsi vedere che era bravo, che non soffriva di vertigini. E lo posto anche in un gruppo ristretto, può essere divulgato. Ecco, può essere divulgato, ma quello che è importante sono i nostri dati personali sensibili. Le grandi aziende adesso lavorano su questo. Io che sono un povero, io mi chiamo novecentennial, no? Quando entro là dico io sono un novecentennial, cosa sei? Ho 60 anni, l'anno prossimo, per cui sono del Novecento. Mi sono trovato sul mio smartphone che un paio di volte ho usato la Google Maps per andare, non so, da una parte all'altra, il navigatore non mi stava funzionando, va bene, con Google Maps arrivi dappertutto. Certo. No? E ho messo posizione. Sul banner tu puoi scegliere posizione, per cui sei localizzato dovunque ti trovi. E allora sono andato a fare la spesa, si può dire, riparlando qua, in Corso Stati Uniti, e mi sono visto arrivare il messaggio su Google Plus che mi dice ti è piaciuta la visita per l'anno? Spero che non lo sappia la mia compagna, cioè spengo subito posizione, perché se uno avesse anche degli affari suoi sanno già dove si è localizzato. Questo lo dico perché molte volte anche l'uso dei social, l'uso dissennato dei social, l'uso dissennato del mezzo, no, può creare dei messaggi fuorvianti nei ragazzi, per cui anche questi momenti in cui abbiamo ragionato su queste cose fanno vedere che le truffe, no, partono prima dai dati. Cioè, tu sai tutto di me, sai dove vado, sai le mie abitudini e sai quanto pollastro sono su certe robe. Cioè, sai i miei punti deboli. A me piacciono gli orologi, no? E mi arrivano le pubblicità degli orologi. Ma come faccio? Non l'ho mai detto a nessuno. Lo sa la mia compagna, lo saprai oggi tu, me l'ho detto in televisione, mi sono fregato, no? E mi arrivano le pubblicità. Ma proprio mirate, per cui abbiamo capito che i grandi network diciamo digitali lavorano su questi dati e lavorano sulle nostre abitudini per orientarci nel consumo. Ecco, questa è la parte sono tornato a balla. Sì. Esatto, quello infatti è il discorso, non tanto perché uno dice vabbè mi fa comodo perché così vengo aggiornato su tutte le ultime novità, hanno capito chi sono, questo è il ragionamento che può fare anche una persona addicted di questi sistemi. In realtà purtroppo ti orienta il tuo consumerismo, il tuo modo di essere, tende a instradarti in un certo versante anziché non facendotene vedere un altro, e questa è un'altra cosa molto molto importante. Dobbiamo andare in pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme, ci sono anche altri temi scottanti che vanno affrontati.